Titoli terribili in prima pagina oggi sui quotidiani bellunesi. Corriere delle Alpi: uccide l'anziana mamma, tragedia a Pellegai, che è una frazione di Mel, in comune di Borgo Valbelluna, dopo una passeggiata insieme. L'uomo si toglie la vita con lo stesso coltello, i corpi trovati dalla sorella. Questo è il titolo sul Corriere delle Alpi. Sul Gazzettino di Belluno: orrore a Mel, gesto inspiegabile. L'omicidio-suicidio di Pellegai sconvolge l'intera comunità, anche a Santa Giustina, dove l'autore della follia viveva. Aurelio Monestier, questo è il nome dell'uomo, era conosciuto come un uomo buono che amava molto la madre, forse sotto stress per il lavoro, ma a quanto pare c'era anche una situazione di malattia un po' difficile della mamma. Certo, questa notizia con cui apriamo oggi la rassegna stampa di mercoledì 16 novembre, rassegna stampa di Radio Piave in Blu, come sempre condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Ecco, questi due titoli terribili che per forza occupano le prime pagine dei giornali di oggi sono... Così mi viene da fare una riflessione, sono comunque migliori nel dover dare questa terribile notizia rispetto al titolo che il Gazzettino, qui insomma non posso che esprimere la mia contrarietà, insomma, rispetto al titolo che il Gazzettino sceglie di dare nella prima pagina nazionale. Eccolo qui, ve lo sto mostrando adesso, dove questa notizia diventa: uccide a coltellate la madre malata e si sgozza. Ecco, questo termine veramente che non serviva. Ecco, insomma. Andiamo a leggere comunque il lancio in prima pagina del Gazzettino Nazionale. La donna soffriva di Alzheimer, viene chiarito qui da Longhi, che firma poi l'articolo a pagina 12. Un lago di sangue a terra, due corpi quasi sovrapposti immobili. È questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri accorsi ieri verso le 12 a Pellegai, nell'omonima via al civico 117, un pugno di case disseminate sulle colline che incorniciano Mel, in provincia di Belluno. In una rimessa non lontano dalla casa, che si trova leggermente rialzata rispetto al piano stradale, i cadaveri di Antonia Schiocchet, 88 anni, e del figlio Aurelio Monestier, 56. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo ha colpito a morte con un coltello l'anziana madre, ammalata di Alzheimer, poi ha rivolto la lama verso di sé, sgozzandosi. Che si sia trattato di un omicidio-suicidio è confermato dal fatto che la donna è stata colpita al ventre mentre l'uomo aveva la gola tagliata. L'allarme è stato lanciato dalla figlia della donna, che non abita lontano dal luogo della tragedia e che era preoccupata per il lungo silenzio dei suoi parenti. Appunto, questa è la ricostruzione che ci dà il Gazzettino nel fascicolo nazionale, quindi tutti vedono questa parte qui perché non è nel fascicolo locale di Belluno. All'interno, pagina 12, sempre del Nazionale, si insiste con questi termini che sarebbero deprecati anche nel nostro lavoro di giornalisti, perché noi non dobbiamo indurre così una sensazione di disagio nel lettore, anche perché si manca di rispetto prima di tutto comunque a chi è stato protagonista dei fatti. Quando sono fatti cruenti non dovremmo usare questi termini. Ammazza la madre malata e si sgozza con la stessa lama. Il titolo: Belluno, omicidio-suicidio sulle colline di Mel, l'anziana soffriva di Alzheimer, l'ha coltellata nella rimessa di casa, l'allarme è stato lanciato dalla sorella. Questo appunto all'interno. Poi l'articolo comincia, come abbiamo visto cominciare anche in prima: un lago di sangue a terra, e anche qui siamo sul cruento eccessivo, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, per carità, insomma non sceglierei un giornalismo di questo tipo. Per quanto riguarda invece la prima del Gazzettino, il riassunto che fa Scarton della situazione è questo, in modo molto più pacato devo dire: tragedia in tarda mattinata nella piccola frazione di Pellegai, in comune di Borgo Valbelluna. Aurelio Monestier, 56 anni, ha ucciso con una coltellata al ventre la madre, Antonia Schiocchet, di 88, poi con la stessa lama si è sgozzato. I corpi, uno vicino all'altro, sono stati trovati in un lago di sangue, vabbè, insomma, in un piccolo magazzino, è quello della foto. Amici della radio, se poi andate a vedere, ci sono le foto dei luoghi dove è successo questo drammatico fatto. Non lontano dalla casa al civico 117 di via Pellegai, Aurelio Monestier aveva chiesto l'aspettativa
alla ceramica dolomite proprio per poter accudire l'anziana madre ammalata di Alzheimer. Sua figlia è Letizia Monestier, consigliera comunale a Santa Giustina, quindi ci danno un particolare in più sul contesto in cui è accaduto questo fatto, no? Ci si unisce un altro articolo, i precedenti, un altro caso clamoroso nel 2006, e si parla di un fatto che accadde a San Vito di Cadore. Non mi sembra poi così necessario andare a vedere altri particolari. Sulla prima pagina, insomma, vi faccio vedere come poi il Gazzettino tratta all'interno, pagina 2 e 3, questo tema, ma non leggeremo altro. Un gesto inspiegabile, ma amava la madre. Tra i possibili motivi alla base dell'omicidio-suicidio di Pellegai e anche la volontà di Aurelio Monestier di farla finita, ma di non voler abbandonare l'anziana. Aurelio aveva chiesto l'aspettativa per curare la mamma ammalata, e ci sono varie foto giganti, tra l'altro, insomma, del borgo dove tutto questo è successo e della rimessa dove è stato compiuto il gesto. Giusto per chiudere qui, vi leggo il lancio in prima sul Corriere delle Alpi. Torniamo al Corriere. Tragedia Pellegai, Aurelio Monestiero, operaio, 57 anni, ha ferito la madre, poi ha ferito a morte la madre, poi ha rivolto la lama contro se stesso e si è tolto la vita. Vedete, un altro modo di raccontare. Qui è Cristina Contento che firma. In mattinata avevano fatto la consueta passeggiata per le strade del paese, poi non si erano più visti. A scoprire i corpi è stata la figlia della donna, allarmata, non avendo loro notizie. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato il delitto. I carabinieri escludono la partecipazione di terzi. Qui per l'approfondimento bisogna andare a pagina 24, eccolo qui. Accoltella la madre e si toglie la vita. 2 cadaveri nel borgo di Pellegai. Aurelio Monestier, 56 anni, aveva accompagnato l'88enne Antonia Schiocchetta a passeggiare. La sorella ha trovato i corpi. C'è una testimonianza in basso, il racconto delle ambulanze e delle pattuglie viste arrivare. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa così grave. Quell'uomo, un gran lavoratore. Il capo frazione afferma: siamo tutti colpiti. Il figlio Aurelio veniva sempre a trovarla. Quando si passava di lì c'era sempre la sua macchina. Testimonianza così raccolta sul posto di un amore, di una vicinanza di questo figlio per la madre. Chissà cosa è successo, chissà che dolore, chissà che solitudine, chissà che paura, no? Per la madre, per se stesso. Bisogna sempre avere rispetto anche quando succedono queste cose qui, perché il giudizio nostro non può, specialmente se affrettato, non può entrare nel profondo dell'animo di chi compie, secondo me, un gesto così efferato. Sull'altra pagina Aurelio c'era sempre, ci aiutava per la sagra, riferiscono da Meano. In motorino a 88 anni suonati, la donna era una donna sempre attiva, figli e sorelle sconvolti per un gesto che non trova ancora una spiegazione effettiva. I conoscenti ricordano Antonia, aveva compiuto gli anni il giorno di San Martino. Da Borgo Valbelluna a Santa Giustina, 2 paesi sconvolti dalla tragedia. Una paesana: ero nel campo e ho visto i lampeggiatori ovunque. Fiorot e Minella, siamo vicini alla consigliera Letizia Monestiera, come abbiamo detto, no? Allora, lasciamo questo tema, insomma, e ripeto, cerchiamo, se posso dire la mia, insomma, cerchiamo di tenerci lontani dal dare giudizi affrettati. Siamo di fronte a una tragedia che chissà da quali motivazioni profonde è stata scatenata. Il titolo sotto la testata in piccolo è: missili russi sulla Polonia, 2 morti, pioggia di ordigni sull'Ucraina, uno di questi cade oltre il confine in territorio NATO, Mosca, non sono nostri. Allora, le notizie più recenti di stamattina mostrano che la NATO sta giudicando con cautela quello che è successo. Probabilmente il missile, i pezzi forse del missile sono finiti in Polonia per sbaglio, forse addirittura un missile russo colpito in volo dalla contraerea ucraina è poi caduto al di là del confine. Fatto sta che restano fatti gravissimi, ci sono stati 2 morti, non si gioca, diciamo, con le bombe, questo può succedere e purtroppo Putin altro che giocare, insomma sono ormai mesi e mesi che sta bombardando fittamente l'Ucraina.
Adesso ha ripreso a bombardare non solo la zona est dove c'è l'occupazione da parte russa, ma anche la parte ovest, anche la capitale Kiev, anche Leopoli. Questa è la situazione di un Putin che continua a bombardare. Gli osservatori dicono senza una strategia, perché non va da nessuna parte in questo modo, ma si continua a uccidere. Insomma, la situazione non sembra ancora mostrare spiragli di risoluzione. Altri titoli su questa prima del Corriere delle Alpi: Zaia, sul Bob, decidete ora. Sapete perché si torna ancora su questo tema? E qui approfondisce il solito bravo Francesco Dal Mas, pagina 28. Zaia invita ancora a decidere se fare o no il Bob, le gare di Bob delle Olimpiadi del 26 a Cortina, per questo semplice motivo, semplice tra virgolette: i costi del cantiere balzerebbero da 55 a 80 milioni di euro, da 55 a 80. Quindi Zaia si è rivolto a CONI e al governo. In una lettera, dice il lancio della notizia, in una lettera indirizzata al governo e al CONI, il presidente della regione Luca Zaia fa presente che il costo del cantiere per il rifacimento della pista da Bob Eugenio Monti è schizzato da 55 a 80 milioni e per la prima volta pone una sorta di ultimatum: decidete se volete che le gare olimpiche si facciano a Cortina oppure a Innsbruck. Non è un mistero, dice Francesco Dal Mas, che Zaia non senta il pieno appoggio, per non dire altro, degli ambienti romani a quello che invece è sempre stato il suo cavallo di battaglia: riaprire la pista ampezzana di Bob, perché era il simbolo delle vittorie nelle Olimpiadi del 56, perché l'Italia non ne ha una, perché Cortina con questo tornerebbe a un livello superiore rispetto a tante altre località turistiche dell'Italia, del turismo montano. Ecco, da Venezia arrivano critiche anche, cioè da Zaia, arrivano critiche anche alle continue sparate sull'argomento, anche da parte del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale. Si sa che insomma Zaia da tempo chiede maggiore chiarezza, maggiori sostegni, chiarezza anche sui sostegni, e da Cortina si invita a fare presto, si invita a farla la pista da Bob, si invita anche però a capire come poi verranno gestite queste cose, no? Cortina intendo l'amministrazione comunale. Il furto: ieri dicevamo che Villa Fiore era riuscita a resistere all'assalto di un ladro e purtroppo ieri, sempre ad Agordo, e lo diciamo oggi, questa volta il colpo è andato a segno. È stata visitata dai ladri la casa di Paola Del Vecchio, figlia del fondatore di Luxottica. Indagano i carabinieri di Agordo. Belluno: gli asili paritari, quelli della FISM, sono scottati dai tagli. Forzin che approfondisce qui: quei contributi per noi sono vitali. Lo stanziamento del comune, adesso guidato da Oscar De Pellegrin, ha ridotto i finanziamenti agli asili da 150.000 a 60.000 euro, meno della metà. Ma non possiamo chiedere, dicono gli asili, ancora più soldi alle famiglie. E quindi come facciamo? Sul Gazzettino, che è molto più benevolo verso l'area politica, diciamo, del governo nazionale, ma anche del governo di Belluno e del governo di Feltre, lo si vede chiaramente, non è un mistero, si tenta invece a vedere la soluzione possibile, cioè il fatto che il comune spera di poter risolvere la questione con novità positive entro la fine dell'anno. Forse dopo abbiamo tempo, lo vediamo sul Gazzettino. Noi che cerchiamo di fare un giornalismo, se si può, correttamente equidistante, insomma cerchiamo di informarvi sull'una e sull'altra cosa. Insomma c'è preoccupazione nella FISM, molta preoccupazione, perché un taglio di più di metà delle risorse è enorme, voluto dal comune perché dice di non avere soldi. Però se è vero che presto dovrebbe arrivare una soluzione, ecco, noi confidiamo che ci stiano lavorando e che questa soluzione veramente arrivi, perché l'abbiamo raccolto anche noi varie volte, noi dell'Amico del Popolo, il grido di preoccupazione e di paura, insomma, dei gestori di queste strutture per i costi in continuo aumento. È vero che nel frattempo il timore per i costi delle bollette dovrebbe essere parzialmente rientrato, però c'è poco da fare, insomma un taglio così si farebbe sentire molto. Le nostre storie, quelle che sono in prima pagina in basso sul Corriere delle Alpi, cioè turismo tornato a livelli pre-Covid, ma gli stranieri sono in calo.
I segnali di ripresa sono sempre più evidenti, il turismo bellunese sta tornando ai livelli pre-pandemia. Sono tornati gli italiani con numeri che ormai ricalcano quelli, che erano molto alti, del 2019. Non ancora gli stranieri, anche se c'è una netta ripresa anche su questo fronte. Questo nella prima del Corriere delle Alpi. Le prime pagine, la seconda e la terza, sono appunto su quello che è successo in Polonia, missili sulla Polonia. Da Putin un uragano di fuoco, oltre 100 raid sull'Ucraina. Qua non se ne va fuori, questo continua a bombardare come un matto sulla popolazione, contro i condomini, contro le infrastrutture che garantiscono rispetto all'inverno che arriva. Continua a bombardare fino al confine UE dell'Unione Europea, dice il titolo. Ordigni russi colpiscono una fattoria, ci sono stati 2 morti in Polonia, Varsavia, valutiamo l'articolo 4, si valutano insomma gli articoli che dovrebbero scatenare una reazione della NATO, siccome la Polonia fa parte della NATO, no? C'è anche una cartina che mostra con chiarezza dove sono caduti i missili probabilmente sparati da Mosca e, come dicevo, pare frantumati dalla contraerea ucraina, con questa conseguenza imprevedibile. Ci sono le notizie da Bali, dove c'è il meeting del G20 e si vedono Meloni e Biden che parlano e scherzano, Biden-Meloni, intesa atlantica, l'incontro di quasi un'ora tra i 2 leader a margine del summit del G20 a Bali, ribadita la volontà di cooperare sulle sfide globali, dall'energia all'ambiente. Poi ci sono le foto un po' di costume con tutti questi leader vestiti nella moda polinesiana, no? Se non ci aiutate con il gas, l'Italia rischia la crisi totale, avrebbe detto la Meloni al presidente degli Stati Uniti, invitando l'America a darci una mano con il gas, perché siamo in difficoltà, per le notizie che ben sappiamo. Allora, tornando alla zona di Belluno, torniamo dunque, scusatemi, eccolo qui, Belluno. L'apertura, pagina 15, riguarda i tagli alle paritarie, come dicevamo, le scuole paritarie scottate dal taglio, senza contributi non ce la facciamo, il comune considera solo 60.000 euro, dicevamo, rispetto ai 150.000 consueti. La foto è di Igor Burlon della FISM Belluno, che parla e descrive qual è la situazione per le scuole. L'affondo di Massaro, ora all'opposizione, hanno tolto le risorse per i bambini più fragili, lo stanziamento è stato ridotto anche a spazio label. Sono scelte di un'amministrazione diversa che usa così i propri soldi. Insomma, è chiaro che la cosa può suscitare perplessità. Fondi per la lotta al bostrico, da Venezia altri 5,5 milioni. E dalla regione arrivano anche 30.000 euro per gli eventi dedicati a Papa Luciani. Andando avanti, c'è l'approfondimento sul turismo in provincia, tornato ai livelli pre-Covid, ed è una cosa molto importante. Progetto stacco macina chilometri, l'impegno cresce ma le forze sono in calo. Abbiamo sempre più bisogno di volontariato in vari settori della provincia di Belluno, perché purtroppo lo spopolamento e l'anzianità cominciano a far vedere i segni sulla scarsa presenza di volontari nelle varie associazioni, e questo può rivelarsi in futuro veramente un problema grosso. Quero Vas, da oggi chiusa via Calnova per sistemare la frana, e c'è la foto. La rotatoria di Meano al buio, dice l'altro titolo, i residenti così è pericolosa. C'è l'approfondimento di cui abbiamo detto a pagina 24 su quello che è successo a Pellegai, a pagina 24 e 25, e poi c'è la fotografia della casa di Paola Del Vecchio presa di mira dai ladri ad Agordo. I soliti ignoti sono entrati nell'abitazione che si trova poco sopra il Pala Luxottica, difficile stabilire l'entità del bottino. L'appartamento è stato messo a soqquadro, dice l'articolo. Prima il blitz nei locali del tennis club di Via Rova, non è stato trovato nulla da rubare, poi il tentativo di effrazione a Villafiore, dove lo sbandato, le telecamere confermano che ha agito in solitaria, non è riuscito a entrare nonostante abbia provato a forzare le sette porte blindate tra porte e finestre. Ora la notizia di un nuovo episodio criminoso, la situazione si fa preoccupante e l'invito da parte delle forze dell'ordine è il solito:
tenere gli occhi aperti, il dito sul telefono per digitare il numero della più vicina stazione dei carabinieri, il 112, appena si vedono movimenti sospetti. La popolazione è chiamata a fare per prima la propria parte per aiutare gli inquirenti poi a prevenire, a fermare e anche a perseguire chi compie i reati, no? Valle del Mis, promessa GSP, sistemeremo l'acquedotto. Parliamo di Col dell'Eroe in territorio di Gosaldo. Asca, presentato il nuovo direttore, da Belluno arriva Paolo Santesso, auguri Paolo, in bocca al lupo per questo incarico, lo dico così, insomma, per la confidenza che abbiamo. Paolo Santesso finisce l'incarico in Sersa, cioè Casa di Riposo Belluno, per dirla semplice, e finisce anche all'Odar, cioè, per dirla semplice, per la diocesi il Cavallino, il villaggio San Paolo e la casa di Auronzo, per andare a di San Marco, no? Paolo San Marco, per andare a gestire appunto l'azienda dei comuni del Lagordino che gestisce le case di riposo ma anche i servizi a domicilio. Pista da Bob, eccolo qua il titolone, pagina 28. Zaia, forza la mano e Alconi, il governo scelga Cortina o Innsbruck. E noi siamo arrivati già ai 20 minuti di rassegna, direi che può bastare, no? Il mio invito è sempre il solito: andate ad acquistarli poi questi giornali che presentiamo qui, il Gazzettino, il Corriere delle Alpi. Ricordatevi che se siete abbonati all'Amico del Popolo, oggi verso l'ora di pranzo potete già vedere il nuovo numero settimanale in versione digitale, perché verso l'una lo trovate già disponibile in internet. L'Amico del Popolo in internet costa pochissimo, costa 30 euro un anno, e se siete abbonati al cartaceo l'abbonamento comprende già il digitale, e se non lo avete mai attivato, se non l'avete mai usato, ricordatevi di chiedere alla nostra segreteria @amicodelpopolo.it la password vostra personale per poter entrare nella versione digitale, che si sfoglia esattamente come sto sfogliando i giornali adesso, gli altri quotidiani, quindi potete anche vedere l'Amico in questa stessa formula. Mi raccomando, pensateci, non sono tanti soldi e restate informati. Grazie a tutti, buona giornata, buon mercoledì 16 novembre da Luigi Guglielmi.